sa, mi perdonerete, purtroppo il lavoro, che poi era anche un misto tra lavoro, l'after party e l'essere anche ospite a questo matrimonio, quindi ho guardato la partita un pochino, l'ho guardata un pochino durante la cerimonia, cioè proprio un cattivo amico, un cattivo tifoso, cioè o tu guarda la partita per me o vai alla cerimonia per me, e invece no. L'unica cosa è che ho ascoltato, lasciate il like perché sono stato un bravo marito, almeno perché ho ascoltato mia moglie che mi ha detto non ti permettere di fare il video, fa brutta figura, che facciamo le persone normali per una volta. Ho detto ok, quindi non vi ho fatto purtroppo, anche se volevo, il video post partita anche a caldo. Volevo semplicemente esultare, anche perché vedendo da telefonino mezzo e mezzo eccetera eccetera, poi ho rivisto gli highlights, quelli estesi, e sono molto contento. Ecco, partiamo da questo. Oggi guardiamo un attimo la classifica, poi io, lo sapete, se siete nuovi benvenuti, sono Valerio Fluido, tengo un caffè di solito, però mi piace parlare di calcio del Napoli e faremo un'analisi molto approfondita. Io non vedo l'ora, sono in hotel, ma non vedo l'ora di tornare a casa per potermela guardare, per poter analizzare nello specifico tutti i movimenti di questo nuovo modulo a 3, 3-4-3, 3-4-2-1, come lo vogliamo chiamare. Voglio capire bene la posizione, insomma, di Neres e di Lang, che è la cosa più interessante, che adesso ci può far sognare, perché noi volevamo vedere un po' di più Neres a destra, volevamo vedere Lang dall'inizio che magari potesse esprimersi, e onestamente nella contentezza mi prendo la soddisfazione, perché non ce l'aspettavamo. Io l'avevo dato come suggerimento provocazione per Trevisani, perché Trevisani ha detto il Napoli gioca col 3-5-2 fino alla morte, il 9-1-1, e non aveva mai giocato a 3. Quindi imprecisione, distrazione, provocazione da parte sua, va bene, però la gente che non segue il Napoli, i tifosi generali in Italia, pensano che Conte questo sta facendo da 2 anni, e non è vero, ed è una cosa è brutta quando si racconta il calcio male, il calcio, giocare a calcio. Io penso e pensavo, e addirittura vi ho detto, vuoi vedere che invece si potrebbe andare a 3, ma non per difendersi, anche per ritrovare delle certezze in difesa sicuramente. Ma il Napoli, a livello di dati, dimostrava che creava in attacco, comunque tra gli XG stiamo là, siamo quarti, come Phil Tilt stiamo là, stiamo avanti a tutti, quindi il Napoli creava, ma era un pochino morbido in difesa. Poi ci devi aggiungere le defezioni, non puoi non aggiungerci le defezioni. E avevo quindi immaginato, guardate questa formazione, però l'avevo immaginata 3-5-2 perché c'era ancora Anghissà disponibile quando ho ipotizzato questo ritorno alla difesa 3. Dico ritorno perché il Napoli l'anno scorso aveva cominciato con il 3-4-2-1, e ve lo ricordate benissimo. Poi abbiamo cominciato maluccio con quella sconfitta col Verona, abbiamo fatto il mercato che dovevamo fare, entra McTominay, si trova un altro assetto per cercare di utilizzare i giocatori che hai al meglio. E quest'anno la stessa cosa, entra De Bruyne, cerchi di organizzare al meglio i giocatori migliori che hai in un modulo. Poi ti vengono a mancare a uno tutti quanti, e allora tutto il lavoro che tu hai fatto con un paio di moduli in testa lo devi ricalibrare. E oggi i gatti sono vivi. Questa è un'altra cosa che chi segue sa, io mi divertirò a dire, per quelli della community, quelli tosti. Di conseguenza mi prendo la soddisfazione di aver anticipato questa cosa. Poi do merito a fantacalcio.it, che aveva ipotizzato la difesa 3, però anche con qualche interprete diverso, perché non avevano messo Lang, però avevano intuito che Di Lorenzo non va a braccetto. Dio sia ringraziato. Allora qua cominciamo a ragionare. Se tu Di Lorenzo lo metti più avanti, lo metti che da quarto a tutta fascia può entrare centralmente, vedete che poi fa anche l'assist, entra nei gol, anche il primo gol di Neres, il passaggio ad Oilund glielo fa Di Lorenzo.
e mi divertirò moltissimo a fare l'analisi, perché voglio proprio capire se è una cosa di emergenza dove dobbiamo stringere i denti, oppure se su questo modulo ci si può lavorare, si possono fare cose interessanti anche quando torneranno Anghissà, quando tornerà Lukaku, quando rivedremo un pochino al meglio tutti i nostri giocatori. Poi permettetemi anche, per gli esageratoni, quelli che Conte se ne dai, basta, è esonero di missione. Guardate la classifica stamattina, poi più in là tra qualche ora l'Inter magari vince, eccetera, eccetera. Però stamattina, per sfizio mio, guardatevi la classifica e non esoneriamo un allenatore che ci tiene prima in classifica ancora. Poi dopo ci sarà da lottare. Magari non vinci lo scudetto, magari te la lotti fino alla fine, oppure magari lo vinci e sarà un'altra soddisfazione. I gatti vedremo se sono vivi o morti e lo capiremo. Però non esageriamo con i giudizi definitivi. È un momento, ci sono dei momenti e Conte sicuramente ha sbroccato e deve evitare sicuramente. Adesso una delle cose che voglio fare è ascoltarmi la conferenza post partita. Ancora non ho sentito, ma immagino che una vittoria gli abbia dato la possibilità di parlare con fermezza, ma ribadire anche quello che è la sua forza sul gruppo, perché si è ricamato troppo. Hanno più che altro, perché la voglia di distruggere questo progetto ci sta in Italia e lo sappiamo, no? Di conseguenza, oggi questo è il momento di un momento di soddisfazione. Con l'Atalanta non era facile. E 3 gol nel primo tempo non è facile. Poi l'analisi che vorrò fare, e mi potete aiutare anche voi con i commenti, nel secondo tempo è stato fisiologico, loro ci hanno fatto un gol, immagino che abbiano avuto più possesso, magari qualche occasione in più, ho visto un tiro di Tecatelare, insomma, non tantissima roba, però Scamacca si è reso pericoloso e chissà, Palladino probabilmente, avendo intuito l'uomo contro uomo del Napoli, ha voluto togliere un punto di riferimento mettendo Pasalic invece che Scamacca, perché tutti si aspettavano Scamacca, e poteva essere anche un'idea. Si sarebbe esaltata l'idea di Palladino, guarda Palladino, il la cura Palladino, e invece no, la rimandiamo la cura Palladino, che è un allenatore che io stimo tra l'altro. Però oggi si parla delle cose che ha fatto Conte, delle idee che ha avuto Conte, dell'applicazione di alcuni giocatori in questo modulo che è Conte, non gliel'ha detto nessuno di farlo, l'ha fatto lui, col tempo di più a disposizione. Probabilmente pensarci, ripensarci, quando ti manca uno come Anghissà vai a ragionare su un altro punto di vista. E mi rendo conto dove è Elmas quando abbiamo visto la formazione, e ve l'ho detto nel video pre-partita, l'unica idea è che tu te lo mantieni per l'unico cambio a centrocampo. Gli allenatori ragionano così, non puoi mettere sempre gli unici 11 che hai, gli uncini. Non li puoi mettere tutti subito in campo, perché se poi devi cambiarla la partita, come fai? E invece c'era da gestire, c'era da capire bene che sia stato inserito di nuovo Beuke, ma lì si sarebbe potuto ragionare con Juan Jesus, che pure poteva essere una soluzione, però anche quella è stata una cosa interessante. Fa gruppo vedere Neres fare 2 gol, fa gruppo vedere Lang finalmente andare in gol, fa gruppo che ci sono vari assist che rendono i gol più importanti, perché non è il giocatore singolo che si inventa la giocata, l'assist è importante, fa salire tutta la squadra. Quindi questo è il momento di essere contenti. Non ci sarà molto tempo per essere contenti, perché dobbiamo pensare alla Champions. Però se voi mi state vicino, se mi aiutate con i like, con l'hype finale, io vi prometto che faccio una bella analisi, perché questa è interessante. Questa è molto interessante. Voglio capire se con la difesa a 3 siamo stati un pochino più coperti, se siamo stati comunque efficaci o più efficaci. Penso di sì. Se fai 3 gol sei stato decisamente efficace. E il lavoro che ha fatto Højlund già dal primo assist che fa per Neres è una roba lucachesca, io ve l'ho detto. Quindi spero di non essere stato tediante in questo video, perché questo è proprio uno di quei video dove io dall'inizio alla fine voglio dire: che vi avevo detto? Che vi dicevo? Come anticipatovi nel 1983, che è la mia data di nascita, e quindi dimostro il 24 novembre, tra un giorno, domani, dopodomani. Quindi non c'è tempo da perdere, magari recuperiamo la live.
per il mio compleanno e, e commentiamo questa partita nello specifico, nel dettaglio. Non ci possiamo crogiolare, sicuramente non ci crogioleremo, non pensiamo di aver risolto tutti i problemi, no, è solo il momento di godersi il gatto vivo, un bel gattino che tu te lo accarezzi, è bello, ti fa le fuse, eccetera, eccetera. Ce lo godiamo e andiamo verso la Champions con un po' più di certezze. Questa è la cosa principale. Bissare anche a livello di risultati, perché a un certo punto serve il risultato, anche se fai grandi prestazioni, il racconto del calcio ti rende poco credibile se non fai i risultati, anche se noi non siamo risultatisti. Questo è. Se fate fatica, siete un pochino non inaffidabili, siete superficiali, alcuni sono superficiali e quindi fanno fatica a parlare di calcio in un certo modo. Noi andiamo per la nostra strada. Da New York, credo che sia New York ancora, comunque l'onda valido fluido e tutto, vi abbraccio e vi bacio. Grande vittoria. Guardiamoci la classifica per un pochino, poi dopo più in là vediamo.